Onorevole Antonio De Poli, che è segretario fresco di nomina dell'UDC, ma è anche senatore questore. Benvenuto a lei, onorevole De Poli, e grazie di essere con noi. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Qual è, diciamo, di primo acchito la sua valutazione? Perché ricordiamo quanti ci ascoltano che, come dire, ancora non sono stati resi noti tutti i particolari di questo accordo. In linea di massima queste sono le cifre che sono state snocciolate. Bene o male, onorevole De Poli, c'è soddisfazione da parte sua? Ma diciamo che intanto questo accordo sui dazi, che deve ancora essere ben visto nei particolari, io credo che sia un'intesa necessaria per evitare il peggio, un'intesa appunto storica per evitare una crisi, perché se si rimanevano come erano era veramente un momento di grande e totale difficoltà. Quindi questo è un passaggio sicuramente decisivo. Dopo molte settimane, vorrei dire, di tensioni, si è trovata una via di uscita che consente, come dicevo prima, di scongiurare una guerra commerciale che avrebbe messo sicuramente in ginocchio il nostro export e i settori chiave del Made in Italy. Il compromesso che è stato siglato a Bruxelles con un tetto massimo del 15% sulle tariffe, l'impegno dell'Europa però di acquistare gas americano, e credo che questa sia stata una trattativa difficile ma alla fine necessaria. Come diceva lei qualche minuto fa, sicuramente alcune di questi dazi sono rimasti, tipo l'acciaio e alluminio, ai contesti che erano stati previsti prima, ma il 15% sul resto, dall'automotive, tutta una serie di altri settori principali per il nostro export, è sicuramente direi positivo. E ripeto, un'intesa necessaria per evitare il peggio. Sì, indubbiamente. Diciamo anche che in qualche modo è stato tutelato un asset strategico anche per l'economia del Veneto, qual è l'export. Ma sicuramente sì, questo è stato un accordo inevitabile per noi, ma un modo particolare per il nostro export, che significa veramente migliaia di persone e di aziende, prima ancora di miliardi di euro di cui si parla. Io credo che la prima parte sia fondamentale e necessaria, e questo ha evitato proprio uno scontro commerciale frontale in un momento di fragilità economica, tra l'altro globale, aggravato appunto da tutte le tensioni geopolitiche e purtroppo da una transizione energetica che non è ancora compiuta, che è ancora incompiuta, diremo. Ecco, e quindi non era il momento di alzare i muri, è stato il momento di costruire ponti. Credo che questo accordo vada in questa direzione. D'altronde il nostro export, da tutto il comparto agroalimentare al vino, ai macchinari industriali, alla moda, alla meccanica di precisione, quindi tutto questo comporta, come dicevo prima, veramente miliardi di euro di export, ma altrettanto la difesa delle nostre aziende e ancora di più dei posti di lavoro. Io credo che questo sia l'aspetto fondamentale di questa prima intesa. Ecco, chiaramente oggi servono correttivi europei immediati. L'accordo non è perfetto, come dicevo prima, alcuni settori continueranno ad essere penalizzati, come si diceva l'acciaio, l'alluminio eccetera, ma però oggi l'Europa deve intervenire con urgenza, con misure compensative, e servono sostegni mirati alle categorie più colpite, cioè quindi incentivi alla diversificazione dei mercati e un fondo europeo per la competitività. Non possiamo lasciare sole le nostre piccole e medie aziende, le nostre aziende, il nostro mondo dell'artigianato, del commercio, il mondo agricolo. Io credo che questo deve essere il grande messaggio. Il messaggio fondamentale è che l'Europa torni ad essere
protagonista. Io credo che questo l'Europa deve non solo rafforzarsi sul piano politico e quello economico, ma serve una visione comune sulle grandi sfide globali, dal commercio internazionale alla transizione energetica a tutto il resto. Non possiamo continuare a inseguire gli Stati Uniti o a subire quello che succede con la pressione cinese, che chiaramente la vediamo tutti i giorni. Dobbiamo costruire una vera sovranità europea su energia, difesa e industria. Credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali, e io credo che da una crisi possa nascere un'opportunità. L'intesa tra Europa e Stati Uniti rappresenta sicuramente una tregua utile, ma ora serve, come dicevo prima, una visione. L'Italia può uscire più forte da questa fase se saprà mettere al centro la persona, il lavoro, l'impresa, e credo che l'UDC continuerà proprio a battersi per un'Europa più giusta, più forte e più vicina ai cittadini, perché dietro ogni dazio, dietro ogni trattativa ci sono famiglie, imprese e territori che non devono e non possono essere lasciate sole. Ecco, questa è la mia visione, la visione dell'UDC, e quello che vorrei dire: grande attenzione a tutto quello che rappresenta il nostro comparto, in Italia, il nostro contesto socio-economico. Quando sono le 10.31 noi ci fermiamo qualche istante, rimanete con noi e soprattutto con il nostro ospite Antonio De Poli, segretario dell'UDC, senatore e questore. A tra poco. Veneto 24, buongiorno Veneto. E torniamo in diretta con il nostro ospite Antonio De Poli, segretario dell'UDC, senatore questore. Onorevole De Poli, veniamo alle vicende, chiamiamole di casa nostra, nel senso più regionale della parola, perché ovviamente si avvicina a grandi passi questa data delle elezioni che ancora non c'è, si avvicina ma non c'è. Senatore, qual è la sua valutazione, considerando il fatto che ci avviciniamo ad agosto e sappiamo che ad agosto l'Italia perlomeno non si ferma ma rallenta decisamente? Intanto ribadisco che per quanto riguarda le regionali in Veneto, in particolare, come in tutte le altre parti, ma parlando di casa nostra, ci sarà una coalizione di centrodestra unita, e su questo non c'è dubbio, con tutte le forze politiche, e si sta lavorando per trovare il miglior candidato possibile che guardi a un Veneto del futuro, un Veneto che ha un contesto non solo dal 2025 al 2030, ma che guardi in avanti. Oggi il Veneto ha bisogno di tutto questo, e chiaramente un candidato che sul dopo Zaia deve far fronte a un presidente che ha governato per 15 anni in maniera importante la nostra regione e ha mantenuto la nostra regione ai livelli nazionali, tra i primi, se non la prima, a livello nazionale e a livello internazionale. Quindi c'è una discussione in atto. Io spero che si riesca a trovare la soluzione prima delle vacanze, quindi l'8 e il 9 agosto, e se no si andrà ai primi di settembre con tutta la discussione. Io spero però che si riesca a ritrovare la soluzione migliore, il miglior candidato entro prima dell'estate, diciamo della chiusura estiva. Però ricordo che in Veneto 99 su 100 si andrà a votare a metà di novembre, quindi per carità, prima si fa, io sono sempre dell'idea meglio è, però i tempi chiaramente ci sono per discutere e trovare il miglior candidato. Io sono sempre dell'idea che meglio avere un confronto prima in maniera strategica, sinergica, costruttiva, sicuramente, per trovare il miglior candidato, che non per la fretta scegliere che per caso qualcuno che poi non si dimostra come tale. Quindi con la giusta fretta ma con la giusta attenzione io credo che si sta lavorando proprio per raggiungere il miglior obiettivo per il Veneto, ma soprattutto per i nostri cittadini e per le nostre imprese, quindi per tutti noi.
Sì, onorevole De Poli, è anche, come dire, un fatto, chiamiamolo strategico. Lei sa benissimo che il centro-sinistra ha trovato la convergenza per un candidato, Giovanni Manildo, che ha già cominciato la propria campagna elettorale, una campagna elettorale che procede tranquillamente, sgombra da qualunque avversario, perché per il momento nel centrodestra, come diceva lei, non c'è un candidato sul quale comunque ci sarà una convergenza inevitabile e unanime da parte di tutte le forze che compongono la maggioranza. Ma sicuramente sì, ribadisco che il centro-sinistra è partito adesso per fare la campagna elettorale col suo candidato, il centrodestra da sempre è in mezzo tra la gente per portare avanti le esigenze dei cittadini, quindi non è un problema di tempistica, vorrei dire che noi ci siamo sempre tutti i giorni con l'attenzione, quindi la campagna elettorale è solo l'ultimo cosiddetto miglio, ma per raggiungere l'ultimo miglio abbiamo fatto migliaia e migliaia di chilometri di percorso all'interno dei nostri territori per cercare di dare le migliori risposte, le migliori soluzioni chiaramente alle nostre imprese, ai nostri cittadini, il grande mondo del volontariato, alle persone con disabilità, alla non autosufficienza, alla scuola, a qualsiasi altro tema che abbiamo di fronte. E credo che questa sia la netta differenza tra noi e gli altri, quindi augurando chiaramente un buon lavoro, un grande in bocca al lupo a Manildo, però ecco la differenza che noi siamo, se vogliamo usare una metafora, sempre in campagna elettorale. Non c'è la campagna elettorale, c'è un modo di essere, di fare politica e ancora di più di amministrazione, di governare i nostri comuni, le nostre città e la nostra regione, che si fa tutti i giorni nell'arco dell'anno, nei 5 anni, e la differenza è sostanziale. Ecco perché, in modo particolare nel Veneto, chiaramente mai sottovalutare nessuno, anzi questa è una considerazione fondamentale, però vorrei dire che noi abbiamo, non voglio dire questo vantaggio, abbiamo nel nostro DNA una modalità diversa di interpretare la politica, almeno per quanto mi riguarda, per quanto riguarda l'UDC, per quanto riguarda il nostro DNA, di essere in mezzo tra la gente e far sì che la politica sia confronto tutti i giorni del percorso di tutto l'anno e di tutti gli anni in cui siamo in amministrazione, che continuiamo a fare questo tipo, passatemi il termine, di straordinario lavoro che è quello della politica, che è la cosa più bella in un contesto di democrazia e di libertà che si possa fare. Buongiorno Veneto ringrazia Antonio De Poli, senatore questore e segretario dell'UDC. Onorevole De Poli, una buona giornata e una buona settimana a lei. Grazie a voi e grazie a Buongiorno Veneto.